Parte l'autoriforma della Fondazione Krupp, che da oggi si chiama Fondazione Friuli. Dopo un anno e mezzo di studio e consultazioni, il Consiglio e l'Assemblea della Fondazione hanno approvato all'unanimità il nuovo statuto che ne traccia le linee del percorso futuro, puntando a fornire una migliore qualità del servizio al territorio, tenendo come punti fermi di intervento cultura, istruzione e vulnerabilità sociali. La nuova denominazione rappresenta le molteplici realtà di cui è composto il territorio delle due province di Udine e Pordenone. Ci sono cambiamenti molto importanti, anche se la mission rimane identica a quella che era prima, che per 25 anni abbiamo seguito. Ci sono cambiamenti importanti per quanto riguarda la governance, per esempio. I requisiti che servono per essere amministratori qui, di onorabilità, di professionalità, incompatibilità molto più strette rispetto al passato e durata dei mandati che non possono superare i due mandati, come per i sindaci ad esempio. E quindi ci sono delle cose importanti anche per la parte riguardante il patrimonio, la gestione, perché come è noto noi viviamo con i proventi, con i risultati degli investimenti del nostro patrimonio, che è intangibile e dunque non si può assolutamente toccare. E dunque ci sono su quel piano, governance e patrimonio, modifiche importanti che rafforzano la caratteristica di questa nostra fondazione, che è autonoma, eccetera, ente intermedio, perché è un ente privato, così definito dalla Corte Costituzionale, soggetto privato con personalità giuridica propria, ma con finalità pubbliche. La Fondazione Krupp cambia pelle, anzi cambia solo il nome, Fondazione Friuli. Presidente, quali sono i cambiamenti in atto al di là del nome? Poi parleremo anche della scelta, no? del nuovo logo. Dunque ci sono cambiamenti molto importanti, anche se la mission rimane identica a quella che era prima, che per 25 anni abbiamo seguito. Ci sono cambiamenti importanti per quanto riguarda la governance, per esempio. I requisiti che servono per essere amministratori qui, di onorabilità, di professionalità, incompatibilità molto più strette rispetto al passato e durata dei mandati che non possono superare i due mandati, come per i sindaci ad esempio. E quindi ci sono delle cose importanti anche per la parte riguardante il patrimonio, la gestione, perché come è noto noi viviamo con i proventi, con i risultati degli investimenti del nostro patrimonio, che è intangibile e dunque non si può assolutamente toccare. E dunque ci sono su quel piano, governance e patrimonio, modifiche importanti che rafforzano la caratteristica di questa nostra fondazione, che è autonoma, eccetera, ente intermedio, perché è un ente privato, così definito dalla Corte Costituzionale, soggetto privato con personalità giuridica propria, ma con finalità pubbliche. E dunque siamo un ente intermedio, né privato né pubblico, abbiamo queste caratteristiche che manteniamo, vengono rafforzate, quindi si rafforza anche l'entità della fondazione, di tutte le fondazioni, ma noi parliamo della nostra, e poi cambia il nome. Ecco, questo vorrei che fosse molto chiaro, non è solo un cambio formale di un nome che cambia uno piuttosto che l'altro. Noi qui, venendo meno le province, dovendoci separare, come l'autorità di vigilanza ci impone, dal mondo delle banche, non possiamo più continuare a mantenere l'acronimo che ci identifica sostanzialmente con la banca. Ecco, quindi in questo caso noi non vogliamo assolutamente né tradire né dimenticare la nostra storia, perché comincia con i Monti di Pietà 500 anni fa e più, poi continuata con 150 anni e oltre della Cassa di Risparmio, e poi però oggi, alla luce di queste novità, spariscono le province, per cui anche Udine e Pordenone, che era nell'acronimo nostro Krupp, spariscono. Allora come si fa a tenere unito un territorio che noi ci teniamo molto, che resti coeso, che resti unito, perché abbiamo sfide importanti da affrontare assieme, che da soli non riusciamo nessuno di noi ad affrontare? Come si fa a cercare di tenere coeso un territorio per renderlo solidale,
reciprocamente. Come si fa? Con un nome che riteniamo molto identitario e molto inclusivo. Ma anche dal punto di vista della rappresentatività, il territorio che viene suddiviso in unioni territoriali, ecco, come possono essere rappresentate anche queste nuove realtà che si stanno formando? Ma guardi, abbiamo a lungo ragionato e visto, perché alla luce di queste modificazioni che accennavo essere molto significative, molto importanti, l'eliminazione con legge costituzionale delle province ci mette di fronte a una situazione che cambia radicalmente anche il panorama futuro di operatività, di collaborazioni, eccetera. E quindi lì abbiamo dovuto prendere atto. Per i comuni, noi abbiamo 5 comuni, 2 capoluogo, Udine e Pordenone, più 3 storici, Sesto Arreghena, Aquileia e Cividale, che adesso fanno parte delle UTI. Ci si chiede: possono rimanere così come nomi o dobbiamo configurarli come UTI? Ma allora dobbiamo pensare che abbiamo 15 UTI, 10 a Udine e 5 a Pordenone. Come facciamo? E allora questo è stato un motivo per cui in questa fase abbiamo ritenuto di non toccare quelle che erano le rappresentatività preesistenti, per cui restano i comuni storici, i comuni più importanti, dobbiamo dire non più capoluogo di provincia, Udine e Pordenone, e quindi anche qui ha influito la scelta di trovare come soluzione identitaria, unificante, Friuli. E prendete le distanze dalla politica? Beh, questa l'abbiamo mantenuta, la manteniamo e adesso... Però adesso in maniera ancora più evidente, perché è proprio dichiarata. Beh, diciamo che ci viene anche lì imposto con le incompatibilità. Sì. Che abbiamo inserito nello statuto. Prima noi l'avevamo così come nostro credo, diciamo, morale, di non interferire e di non farci interferire. Adesso è diventato proprio norma statutaria, per cui uno che ha fatto l'amministratore da qualche parte, pubblico, ha ricoperto certi ruoli, sindaco, eccetera, deve almeno un anno passare prima che possa candidarsi a fare l'amministratore in fondazione. Allo stesso modo abbiamo un regolamento che prevede che una volta usciti da qui deve passare almeno un anno prima che uno pensi di poter andare a fare politica o fare altre cose. Quindi in maniera molto precisa abbiamo preso le distanze proprio con regolamenti e statuti. Cambia il nome, cambia in un certo qual modo il logo, però il patrimonio viene tenuto costantemente sotto controllo. Il patrimonio è ciò che genera le risorse di questa fondazione, quindi diciamo che l'attenzione prima della fondazione è quella di creare ricchezza. Creare ricchezza, diciamo, importante è salvaguardare il patrimonio. Il Ministero, a seguito anche di ciò che è successo in giro per l'Italia, ha messo delle regole molto stringenti, regole peraltro a cui noi già ci eravamo dotati già da tempo. Ricordo ciò che ho detto nella conferenza, che nel 2007 deliberammo la dismissione di 1/3 del nostro patrimonio. L'abbiamo ripreso oggi per effetto dell'accordo. Saranno risorse che si rendono libere, risorse che verranno investite con maggior diversificazione. La diversificazione comporterà anche che subiremo meno le turbolenze dei mercati e quindi potremo dare più stabilità ai nostri interventi sul territorio. La turbolenza del mercato dell'anno scorso ha interrotto momentaneamente la dismissione del patrimonio. Ne avevamo dismesso già una parte dopo le delibere fatte, però questa interruzione è stata mitigata per nostra fortuna da un forte incremento dei dividendi di Intesa San Paolo, che ci ha salvaguardato perlomeno le risorse per gli interventi del prossimo anno. Non è questa però la strada che dobbiamo perseguire. Quella strada che dobbiamo perseguire è quella indicata negli accordi di diversificare ed avere risorse per garantire gli interventi sul territorio e la crescita di questo territorio, che è importantissima. Sono segnali molto importanti che giungono dalle fondazioni proprio per quanto riguarda la trasparenza. Noi sull'impostazione data dal Ministero siamo perfettamente concordi. Da tempo pubblichiamo tutto ciò che è pubblicabile nel nostro sito, mettiamo a disposizione le opere d'arte a quegli operatori del territorio che le vogliano utilizzare o che volessero utilizzare, perché riteniamo che è un patrimonio del territorio.
I valori più importanti, ricordo le monete, sono a disposizione del Museo Nazionale di Cividale e fanno sì che quel museo abbia una delle collezioni più importanti. Le opere d'arte più significative che erano presso la banca sono ancora lì e quindi sono visibili a tutti. Riteniamo che la trasparenza sia una cosa importante, importantissima. Ricordo che il Consiglio non delibera mai i propri interventi motu proprio, tutti gli interventi sono prima decisi dall'organo di indirizzo che è composto dalle commissioni, che è composto sostanzialmente da membri dell'organo di indirizzo. Quasi la metà degli interventi avviene per bandi, quindi tutti sono messi nelle stesse condizioni, tutti sanno poi chi è destinatario del bando e chi dei fondi del bando e chi no, e quindi ci siamo dati anche una regola di incrementare questi interventi attraverso i bandi. Credo che prima che il Ministero ce lo imponesse noi queste regole ce le avevamo già date e siamo anche felici di avercele date. Che cosa rappresenta questo cambiamento anche dal punto di vista della governance e poi anche il fatto della partecipazione, della presenza di Udine e Pordenone? Come sarà gestito il tutto? Intanto noi abbiamo una lunga storia di presenza sul territorio delle province di Udine e Pordenone e quindi nella nostra governance evidentemente teniamo ben presente l'unitarietà di questo territorio. Il fatto stesso che adesso la fondazione si chiami Friuli significa molto, perché significa la ricerca di una gestione dei due territori da parte nostra per quanto riguarda le nostre finalità in maniera unitaria e concorde. Quindi non cambia sostanzialmente, diciamo così, in questo momento nulla, ma sono gli intendimenti che emergono in questo momento, questo di avere una governance capace di rappresentare le istanze del territorio, poter intervenire ai fini di una coesione sociale del proprio territorio e dare a questo territorio quelle possibili risorse che sono necessarie, perché ovviamente gli enti pubblici non arrivano dappertutto, dare al territorio anche la possibilità di svilupparsi economicamente e socialmente. E poi ci sono dei filoni che rimangono sempre quelli verso i quali voi rivolgete la vostra attenzione principale. Sì, noi abbiamo 20 settori ammissibili dalla legge che comprende un po' tutto il sociale. Noi ne abbiamo individuati 3 che sono importantissimi, che l'arte, la cultura è uno dei settori che ovviamente anche i tempi che noi viviamo sono in difficoltà perché non hanno tutte le risorse che avevano precedentemente, quindi intervenire per sostenere questo settore è diventato estremamente importante. Un altro settore rilevante è quello dell'istruzione e della formazione, i giovani, l'università, la ricerca. Se non abbiamo un sostegno in questo settore non possiamo nemmeno avere l'idea di un futuro che si sviluppa. Se non abbiamo delle risorse da mettere a disposizione per i giovani che devono prepararsi a gestire il proprio territorio o il territorio futuri, evidentemente veniamo a meno nella nostra mission. E il terzo settore sono, come ha detto anche il Presidente, il welfare di comunità, cioè tutto quello che riguarda il possibile sostegno alla salute pubblica, alla sanità, ma anche agli anziani che oggigiorno si trovano in difficoltà, ma tantissimi settori del volontariato dove noi interveniamo per poterli sostenere e poter agire sul territorio. Tengo a precisare che nel settore del volontariato noi per legge interveniamo a sostenere il COGE, sono le fondazioni che sostengono il COGE, il quale con le risorse che noi mettiamo a disposizione interviene su tutto il territorio. Ecco, quindi pensare che per 25 anni c'è stata questa dicitura, questa connotazione ben precisa e adesso cambiarla di punto in bianco, come cambiare e voltare pagina? Ma prima di tutto noi dobbiamo anche far conto delle difficoltà che in questo momento attraversa la nostra società, cioè noi viviamo di risorse che mettiamo a disposizione se il territorio cresce, se questo economicamente cresce. Il futuro sarà sicuramente meno roseo di quanto lo era negli anni passati, quando noi mettevamo a disposizione circa
14 milioni di risorse per i vari settori. Oggi siamo ridotti a meno della metà, ma questo è dovuto al fatto che viviamo un momento di difficoltà. Il futuro di questa fondazione sarà quello proprio di mantenere questa sua presenza sul territorio, aiutarlo a crescere e dare quelle risorse che sono necessarie. Quindi dare il segnale, noi ci siamo, cerchiamo di fare tutto il possibile, ma qualcun altro ci segua. Ma certamente non siamo sussidiari, come qualcuno dice, però siamo anche partecipativi, quindi nella sussidiarietà e nella partecipazione troveremo sicuramente la via maestra.